Siamo lì in ufficio, dobbiamo ricevere questi famosi disegni e fare il nostro lavoro, quindi non è che succede tanto. Quello che succedeva a me era che io quando finivo il mio orario di lavoro andavo negli altri uffici e cercavo di condividere sensazioni con i miei colleghi e cercavo di capire un po' tutto quello che potevo capire. Ho dovuto sviluppare, come si dice, di necessità virtù, un metodo di lavoro molto più snello di quello di alcuni colleghi. Quindi non ho mai stampato cartamodelli in carta, ho sempre lavorato in digitale e andavo direttamente in prototipo, perché il capo che proverò con lui sarà in tessuto e non in carta, non ha senso provarlo in carta. Non possiamo dire a un designer non si può fare, dobbiamo dirgli così non si può fare, ma così invece sì. Io ho una certa sensibilità. Quando tu inizi a parlare, a trasferire i tuoi disegni con culture diverse, ogni cultura ha un diverso modo di recepire le informazioni, e questo io lo vedo con i miei studenti. Io quando insegno una cosa ad un cinese devo switchare il mio cervello nella sua cultura per spiegarglielo nel modo in cui lui lo capisce. Ricordiamoci sempre, è bellissimo parlare di artigianato, di made in Italy, tutte queste cose qua, ma l'80% di cose che vediamo in giro viene da mercati che non sono né artigianato né made in Italy. Intanto la prima cosa che ho fatto nel progetto è togliere la parola sostenibilità, perché volevo fare qualcosa oltre la sostenibilità e oltre la trasparenza e oltre la resilienza e i talenti. Ho cercato dei materiali in rete, dei materiali che potessero avere delle caratteristiche oltre la sostenibilità, quindi assenza di chimica per il denim ad esempio, oppure indistruttibilità o molecole naturali, diciamo, o minerali anche. Alessio Berto, ben arrivato. Grazie. Ben arrivato a Campus Cast, Grazie. il podcast con manteniamo appunto fortissimi accenti veneti e altissime propensioni internazionali di questo territorio, questo Veneto, questa area vicino a Bassano del Grappa, che ci ospita appunto grazie a British School con questo progetto di ispirazione, divulgazione, conoscenza, traghettare magari qualcuno verso una vocazione che è lì in germe e sta nascendo e va semplicemente, come dire, spinta o spiegata o inquadrata in quello che è effettivamente un territorio che ha tante risorse, ne ha sempre avute e che però deve imparare a rinnovarsi e adattarsi a quello che effettivamente è un mondo che non è più così grande. No, non è più così grande. Continua evoluzione e trasformazione. Parleremo di te, della tua esperienza, del come sei diventato un modellista di abbigliamento a 360 gradi, perché parlavamo prima di quello che è uno dei tuoi ultimi progetti, se non uno dei tuoi progetti. Sì, una delle mie passioni anche, sì, diciamo, in declinazioni, una delle tante. Una delle tante, che è il denim, sì, appunto, e ne parleremo più nel dettaglio durante questa chiacchierata, ma diciamo l'obiettivo di questa prima chiacchierata è capire che nella moda il talento da solo non basta, il genio da solo non basta e c'è bisogno, il vero salto arriva quando impari a unire mestiere, visione, credibilità e tanti altri aggettivi di cui appunto ci siamo già scambiati delle concordanti opinioni e che troveremo appunto all'interno di questo percorso. Tu arrivi da un'esperienza decennale, pluridecennale, nel mondo della moda, che nasce però da questo territorio. Sì. Cosa succede all'inizio nella vita di Alessio Berto che lo porta a dire voglio far roba da vestire, giusto per essere proprio crudi, certo. Voglio far roba da vestire bella ma che allo stesso tempo vesta bene, sia allo stesso tempo, mettiamo un po' di aggettivi, elegante, funzionale, confortevole. Deve essere vendibile. Vendibile, certamente, vendibile, perché affronteremo con te anche il discorso del come il mercato deve rispondere, ma anche come la produzione deve essere ottimizzata in modo tale che sia qualcosa di vendibile ad un prezzo ovviamente accessibile alla fascia di mercato di riferimento, ma con sempre l'obiettivo del dire sono felice, mi sento bene in ciò che sto vestendo, in questa seconda o terza pelle che io mostro al mondo. Infatti.
Quindi, Allora inizia tutto negli anni 80, fine anni 70 e primi anni 80, dove la musica e la moda si camminavano assieme, diciamo, nella mia preadolescenza. dacci una colonna E- sonora, scusa se ti interrompo. Colonna sonora, beh, all'inizio i Beatles sempre e Sì, ancora oggi, ancora oggi. quindi con i loro look, i loro abiti, di Pierre Cardin all'inizio e poi anche di altri sarti inglesi, e poi gli anni 80 dove è esplosa una club culture, quindi all'inizio dell'house music, di certi locali dove si frequentavano e certi stilisti che si appoggiavano a queste sonorità per le sfilate, quindi era tutto molto, molto, come si può dire, si fondevano queste due cose. C'erano sinergie Sì, creative. perché era legato alla musica, ispirava la moda e la moda ispirava la musica per un certo tipo, naturalmente, quindi parliamo della Francia, dell'Inghilterra e di tutto, che sono sempre state le mie fonti di ispirazione. E mia mamma gestiva una scuola di taglio di modellistica del paese dove sono cresciuto, che era una succursale della sede principale di Treviso, quindi io sì da bambino andavo su e giù a guardarmi Vogue, l'uomo Vogue, tutte queste cose qua, e quindi lì nasce un po' la passione, quindi È nel sangue. nel sangue praticamente sì. E quindi ho fatto il corso di modellista e il corso di sviluppo taglie, e poi in Veneto negli anni 80 c'erano tantissime piccole aziende che cercavano in continuazione persone per certi lavori, e io a qualsiasi, siccome volevo il mio scopo principale, che è ancora quello di oggi, è imparare tutto quello che si può imparare all'interno del mio naturalmente ambito, era quello di iniziare a lavorare, perché come tutti sappiamo quando fai la scuola è una cosa, quando inizi a lavorare è tutta un'altra cosa, e quindi io qualsiasi annuncio che vedevo nei giornali, una volta c'erano nei giornali, nei quotidiani c'erano gli annunci, io applicavo, come si dice adesso, application, questi annunci, e andavo a imparare qualsiasi cosa, quindi ho iniziato da aziende di prêt-à-porter donna, poi sono passato a sartorie padovane in centro a Padova, negozi che riproducevano i capi che vendevano in negozio per poi mettere il loro brand, e fino a piccole aziendine di denim, e da lì diciamo ho iniziato, poi piano piano sono cresciuto. Ecco, una cosa che ho sempre voluto fare è cercare di imparare anche cose che erano un po' prima e un po' dopo la mia funzione, per migliorare naturalmente la mia funzione. Quindi Questo è molto importante, riuscire ad avere sì. appunto una percezione di quello che Sì, è è importantissimo, e la tante filiera, volte, direbbero esatto. adesso, ecco, che è un termine che Esatto, che è quello tu che magari cerco. hai sempre utilizzato, ma comincia ad essere sulla bocca di tutti quando, Sì. quando appunto va a impattare una Sì. cosa importante come il cibo. Ma la filiera, ricordiamo, essere qualcosa che riguarda qualsiasi processo, dal creativo al produttivo. Esatto. E quindi tu ti innesti in quello Esatto. e impari ciò che, o meglio, ti autoformi, ecco il concetto dell'imparare, ma imparare il concetto, in particolare il processo di formazione, di autoformazione, che poi tu negli anni più recenti appunto cercherai di trasmettere anche a chi come te sente questa voglia di cucirsi addosso, ecco, un ruolo di tecnico della moda. Esatto. Ok. Bella parola, tecnico della moda, mi piace. Sì, piace anche a me. Più che creativo, perché la creatività senza la tecnica non... È uno degli scopi di questa conversazione. La creatività, il talento senza la tecnica rimane un bozzetto, Infatti. anche se magari il bozzetto è un drappeggio o è un qualcosa, ma rimane un qualcosa di bel de vedere, ma non sta a mettertelo addosso. Ecco. Perché? Perché ci sono tanti elementi che vanno caratterizzati in quello che è effettivamente un abbigliamento, un capo d'abbigliamento. Quali sono questi? Mi vengono in mente, per esempio, andando molto sul diretto, la traspirabilità, la caduta direttamente, sì, e concept che magari a prima vista, su quello che è il bozzetto, su quello che è magari la foto nel catalogo, ormai quasi inesistente, perché chissà se esistono ancora cataloghi cartacei, ma
No, Per ce ne uso sono interno ovviamente, magari sì, ma è tutto ormai digitalizzato. è tutto ormai digitalizzato. Ecco, sulla questione della digitalizzazione arriveremo tra poco, perché una delle cose a cui tengo molto è l'evoluzione dell'artigiano, l'evoluzione del tecnico, in questo caso, in Digitale. artigiano digitale, in qualcuno che sa effettivamente tradurre ciò che è, ritorniamo sempre al bozzetto, ok, in qualcosa di digitalizzabile e utilizzabile in maniera molto più funzionale in termini di Esattamente. messa in produzione, perché Esatto. questo è, non soltanto in messa in creazione, No. ma messa in produzione. Sì. Ogni puntata di Campus Cast raggiunge persone che stanno prendendo decisioni importanti sulla carriera, sulla vita, su cosa fare del tempo che hanno. Se vuoi che la tua azienda o il tuo progetto sia presente in questo spazio, contattaci. Valutiamo insieme la formula più adatta, offriamo inserzioni audio nelle puntate e visibilità sui canali social del podcast. Scrivici a campuscast@british.school. Tu appunto riesci a attraversare queste fasi, toccando periodi storici in cui, come dicevi tu, il sincretismo tra quelle che erano tante dinamiche fashion si stava cominciando a confrontare in maniera molto più dinamica, Sì. e si stavano venendo a creare, come dire, degli ibridi tra quelle che erano magari gli eccessi degli anni 70 in alcuni contesti creativi e invece linee di moda molto più classiche. Ma quello c'è anche oggi e c'è sempre stato alla fine. Ma si cominciavano, Si come dire, cominciava a a percepire, impostare sì, qualcosa, sì. come dire, sì, la moda italiana cominciava a strizzare l'occhio, come dicevi tu, oltre Alpe, oltre Manica, e cercava di capire e di acquisire alcuni tratti che magari sarebbero riusciti successivamente a implementare ulteriormente e far rendere ancora di più la moda italiana rispettata nel mondo. Certo. Cosa è successo? Ma è successo che è arrivata la globalizzazione e quindi le aziende hanno iniziato da verticali a diventare un po' più orizzontali. Mhm. E quindi è cambiato un po' tutto, è cambiato la struttura delle aziende, è cambiata la professionalità, le figure all'interno delle aziende ed è cambiato il modo di gestire questo tipo di processo che è la creazione di una collezione, in generale, diciamo. E tu? In quel Io periodo? mi sono Come ti sempre sei inserito? Cosa hai io sono fatto? sempre stato lì a fare Chi hai le mie- incontrato? Perché tante cose nelle persone che impariamo a conoscere meglio derivano da incontri, a volte anche fortuiti, con persone che magari hanno detto la parola specifica e quello ha fatto cambiare la visione del mondo o la visione del contesto professionale, Certo. appunto, in una determinata maniera. Oppure un viaggio, oppure un incontro, oppure un set fotografico. Mi vengono in mente tanti esempi. A te cosa è successo? Allora, intanto un modellista è sempre dietro le quinte, quindi siamo lì in ufficio, dobbiamo ricevere questi famosi disegni e fare il nostro lavoro, quindi non è che succede tanto di solito. Quello che succedeva a me era che io quando finivo il mio orario di lavoro andavo negli altri uffici e cercavo di condividere sensazioni con i miei colleghi che si occupavano magari di cali dei tessuti o di confezione o anche di programmazione, di produzione, cercavo di capire un po' tutto quello che potevo capire e questo diciamo mi avvantaggiava già. Poi di mio ho dovuto sviluppare, come si dice, di necessità virtù, un metodo di lavoro molto più snello di quello di alcuni colleghi, quindi non ho mai stampato carta modelli in carta, ho sempre lavorato in digitale e andavo direttamente in prototipo perché pensavo che alla fine se io stampo un cartamodello lo metto nel manichino e me lo guardo io, ma non lo guarda il designer. Siccome il designer poi ha una visione che non è la mia naturalmente e in più il capo che proverò con lui sarà in tessuto e non in carta, non ha senso provarlo in carta. Quindi se io so che sto partendo da un cartamodello di base che va bene, vado direttamente al sodo e lancio il prototipo e poi lo vediamo con lo stilista e quello che c'è da sistemare si sistema o da implementare e quindi questo è stato un primo passo diciamo importante che è quello che ancora oggi io opero e porto anche a conoscenza dei miei studenti e poi naturalmente lavorando per certe aziende che producevano certi marchi molto importanti tra cui alcuni di stilisti che erano i miei idoli quando ero studente Tipo?
tipo Jean-Paul Gaultier o Catherine Hamlet o Andrew Mackenzie, Donna Karan e Chanel Sport, conoscendo e lavorando in queste maison, diciamo, con questi stilisti, perché poi lavoravamo in team, mi ha aperto la mente su certi tipi di mentalità lavorativa, tecnica anche e anche stilistica. Quindi già io avevo una certa sensibilità e mi ha veramente cambiato un po' la visuale di quello che era sto lavoro chiuso dentro in ufficio, che avrebbe potuto diventare invece un lavoro molto più aperto, molto più espanso, che è quello che poi ho iniziato a fare nel 2012 quando ho aperto il mio studio di consulenza. È un po' il passaggio, permettimi il parallelismo, secondo cui se sei seduto in ufficio sei, come dire, un traduttore di quello che è il lavoro dello stilista, se sei a contatto con lo stilista stesso sei un interprete di quello che è il suo lavoro. In questo caso bisogna avere appunto delle competenze, chiamiamole della lingua, in generale, anche in generale, non solo della lingua, ma anche della lingua, ma del linguaggio in questo caso dello stilista stesso, perché quella lingua franca che è condivisa da tutti quelli che sono i creative designer o i creative director all'interno del mondo del fashion, ovviamente, che tra l'altro ha degli spin-off trasversali con quello che è il mondo della musica, è sempre stato ispiratore, ma ispirato da quelle che sono le linee di stile appunto che si vivono contemporaneamente. Lo stesso è stato il cinema, ma lo era molto di più probabilmente nei decenni, negli anni d'oro del cinema. Infatti, appunto voglio vestirmi come quell'attore, come quell'attrice. Era un po' quello che volevo fare io quando ero ragazzino. Immagino che il sogno fosse quello. Uno delle grammatiche, in questo caso, l'hai citato in parte, ma è la questione dei materiali. La questione dei materiali, la questione del metodo e della tecnica, che devono essere in un certo senso condivisi e accomunati tra chi parla e chi esegue. e chi esegue. Esatto. Allora, i materiali, non solo i materiali, ma i materiali principalmente, soprattutto adesso nell'era della sostenibilità, dove soprattutto nel denim ci sono materiali con fibre riciclate o fibre diverse dal cotone che sono sostenibili ma hanno criticità di qualità, diciamo, di resa ai lavaggi e ai trattamenti, quindi sono molto più difficili da gestire. E la conoscenza di materiali è importantissima, ed è importantissima anche la conoscenza di tutti i processi di creazione di un capo di abbigliamento per un modellista, perché noi non possiamo limitarci solo a fare un cartamodello, ma dobbiamo pensare a come riceviamo le informazioni e a come trasferiamo le informazioni dopo di noi, che era quello che ti dicevo prima. Hai detto una cosa importantissima, il come. Esatto. Perché a farlo, il cosa è là. Infatti. E un'altra cosa che dobbiamo imparare noi modellisti è, che abbiamo sempre dovuto imparare ma a volte non succede, che non possiamo dire a un designer non si può fare, dobbiamo dirgli così non si può fare, ma così invece sì. E quindi dobbiamo avere le competenze, la sensibilità e la cultura di trovare soluzioni a certe cose. Posso aggiungere anche psicologia? Anche la psicologia, sì. Perché il come è sempre un metodo di approccio a quello che è effettivamente il livello di conversazione che deve trovare il giusto canale comunicativo tra due mondi, quello tecnico e quello generativo, creativo, fisico, diciamo, che a volte proprio non riescono a innestarsi. I due blocchetti di Lego sono un Playmobil e appunto un Lego dall'altra parte, che hanno una creatività eccessiva, che però deve essere, come dire, ricondotta tramite le parole giuste, mi pare di capire anche, sì, oltre che gli strumenti e i materiali giusti. Ecco, poi c'è da dire una cosa, che questi stilisti che ho nominato prima, che fanno parte della generazione passata un po' come me, avevano molte competenze modellistiche e operative, quindi nonostante fossero ipercreativi ti davano sempre uno spunto, una possibilità di poter realizzare le loro creazioni, diciamo. Quindi era quasi più facile lavorare con loro che con quelli, diciamo, che non hanno un'estrazione un po' modellistica. Erano maison, correggimi se sbaglio, cui appunto, che nascevano da sartorie, quindi già di per sé la sartoria aveva la manualità del materiale stesso. Ma anche proprio la psicologia dello spiegarti il disegno, che era a volte veramente artistico, ma era
spiegato in maniera tecnica, diciamo, e questo era importantissimo e questo mi ha insegnato tantissimo, che è quello che un po' cerco di trasferire ai miei studenti. Nel senso, non è creatività pura, ma è creatività che deve essere spiegata soprattutto, perché se tu fai un disegno bellissimo ma non me lo sai spiegare, io che sono il modellista di turno, io o qualcun altro, faccio fatica a farlo. Poi io ho una certa sensibilità, quando tu inizi a parlare, a trasferire i tuoi disegni con culture diverse, ogni cultura ha un diverso modo di recepire le informazioni, e questo io lo vedo con i miei studenti. Io quando insegno una cosa ad un cinese, devo switchare il mio cervello nella sua cultura per spiegarglielo nel modo in cui lui lo capisce. Con un turco ad esempio è un'altra cosa, con un americano un altro modo, eccetera. Ogni cultura ha un modo di apprendere certe informazioni. Sai darci qualche caratteristica? Perché ovviamente, essendo una scuola di lingue, abbiamo detto appunto con una forte propensione internazionale, Sì. Ciò che ci interessa anche è approcciare, ho fatto l'esempio prima della interpretazione e della traduzione, interpretare una conversazione tra non native speakers e con appunto origini, background culturali completamente diversi, va approcciata e va appunto declinata in maniera completamente diversa che non tra due britannici. Certo. Faccio un esempio. Beh, la lingua è universale perché si parla in inglese. Si parla in inglese. Mentre una volta si parlava in francese? No. No, c'è sempre stato l'inglese. Ma come l'inglese sembra che con veicolare. i francesi parlavo inglese. Okay. Sì. Poi l'inglese comunque è una lingua molto diffusa, lo sappiamo, quindi, ne siamo felici. Con l'inglese parli con tutti, insomma. E poi il resto non è che c'è un metodo, è una sensibilità che ho percepito io quando vedevo che non capivano magari certe cose. Mi sono io trasformato per cercare di fargliele capire, quindi non so come spiegarle, è una cosa che mi viene naturale, quindi opero diversamente automaticamente con Hai qualsiasi passato persona. molto tempo nei vari posti in cui appunto sei andato a incontrare queste diciamo altre culture della modelleria? No, sono quelle che incontro a scuola. Che sono venuti da te? Sono loro, allora. sono nelle università dove insegno, ho queste classi miste di studenti stranieri, e quindi io posso avere 5 o 6 culture diverse in ogni classe, e quindi automaticamente ho imparato ad adattarmi alla cultura per portare il messaggio in maniera uniforme a tutti. E l'outcome com'è? L'outcome, cioè il risultato, quello che viene... Il risultato effettivamente, cultura per cultura, che caratteristiche fa? Allora, se i Traduco ragazzi, la mia domanda, sì. ecco, riesci a vedere una volta completato un capo d'abbigliamento, non sapendo chi l'ha realizzato, se c'è una mano? No, perché poi i capi di abbigliamento sono tutti diversi, perché ogni studente lavora con un suo progetto, quindi si passa dal costume da bagno all'abito che diventa una sedia, c'è cose molto particolari, quindi poi alla fine c'è ma neanche quello, perché dipende poi anche dalla sensibilità dello studente e da dove lui si ispira principalmente, quindi quello non riesce a vederlo. Il risultato, se lo vedi, sì, perché bisogna portarlo a casa, quindi non è che posso permettermi di non portare a casa quello che devo chiudere entro fine corso. Quindi ecco perché mi sono adattato a cambiare il mio modo di rapportarmi con loro per appunto necessità di accorciare i tempi per poter lavorare meglio su quello che stiamo facendo. Esatto, una delle cose importanti che mi hai detto tu prima, cioè l'ottimizzazione della messa in produzione, dell'industrializzazione del processo. Quindi il passaggio, e ti chiederei anche di raccontarmi un attimo come è successo per te, il tradurti il passare da modellista che dialoga direttamente e interpreta gli stilisti, i direttori creativi, quello che ce ne sono adesso, tanti titoli. Una volta c'erano gli stilisti, adesso sono i direttori creativi. Vabbè, anche quella è una, diciamo, nuove professioni, che sono le stesse, magari declinate in maniera diversa. Ma tu passi da un ambiente che ha a che fare molto con l'artigianalità, quindi l'intervento dell'individuo direttamente sul capo d'abbigliamento, alla necessità di industrializzare e quindi di passare a portare quel brand non più da un tavolo da taglio a un manichino, a una produzione sartoriale,
ma direttamente a quello che è la produzione. Esatto, questo massiva. è sempre stato così per me, perché ho sempre lavorato in grosse aziende, quindi che avevano un approccio industriale, quindi non ho mai lavorato a parte le sartorie quando ero Esattamente, c'è 17enne, ma lì quell'inizio. erano lavori di gavetta, diciamo. Quindi io andavo lì, sviluppavo le taglie e poi di che non sapevo neanche poi che fine facevano i capi, perché erano interventi, diciamo, a chiamata ai tempi, mentre da i primi anni, dopo fai conto un paio di anni da quando ho iniziato la mia carriera, lì sono entrato in aziende che avevano un approccio industriale, quindi è lì che è stata la differenza, diciamo, della mia formazione. E lì deve funzionare tutto, perché poi intanto si lavora digitalmente. Io sono ormai dal 91 che lavoro a CAD 2D, quindi non ho più preso una carta, un cartamodello, un cartone dal 91. E poi ci sono tutti i file di condivisione per i piazzamenti, per l'ottimizzazione del taglio, e lì devi essere preciso, perché quando lanci una produzione di 2000, 10.000, 20.000 capi non puoi fare un errore sul cartamodello o sullo sviluppo. Quindi anche lì richiede attenzione, precisione e tecnica alla fine. E questo è il trasferimento del lavoro, diciamo, in produzione. Prima di questo c'è il lavoro di prototipia, che può essere anche chiamato artigianale, ma deve sempre avere comunque una declinazione tecnica, perché quando io faccio un prototipo in azienda, diciamo, mi appoggio a un laboratorio per fare un prototipo, il prototipo deve essere studiato per poi essere prodotto in massa. E quindi è un pseudo artigianato, diciamo. Che rimane comunque, ed è importante che ci sia. No, deve esserci, perché la esserci. prototipia, cosa che purtroppo è difficilissima adesso da trovare con qualità, è la fase più importante, cioè il cartamodello e il prototipo. Lì sai se il futuro di quella produzione sarà positivo o negativo a livello proprio operativo, perché se il prototipo viene studiato bene, sai che puoi andare in produzione tranquillo. Se il prototipo si perde qualche informazione, qualche magari errore che è stato fatto anche da noi, o criticità nei tessuti, negli spessori, non viene riferito e quindi non passa, ci si trova poi con grossi problemi di produzione. Hai parlato di una cosa molto importante a cui noi molto spesso facciamo riferimento: è quasi impossibile non fare errori. Certamente, soprattutto quando si è sotto pressione. Ci sono errori che magari o per sviste o per essere sotto pressione, quindi non riuscire a focalizzare su quelle che magari sono anche delle sciocchezze in cui dici: guarda che mona, non l'ho mai sbagliata sta roba qua, quella volta che non ci sto attento la sbaglio. Ok, succede? È successo? Allora non deve succedere. Non deve succedere. Soprattutto quando sei freelance. Sì. Perché quando anche sei perché nel momento in cui appunto si fa un errore da un punto di vista magari di un capo singolo, lo fai uno, ma nel momento in cui lo mandi in produzione... Esatto, fai danni, ecco, e non puoi permetterti di fare danni, quindi questo ti stimola a creare un modo di lavorare che non prevede errori. E questo che ingredienti prevede? Perché noi molto spesso ci troviamo di fronte a quello che è il nostro pubblico di giovani neoprofessionisti o che cercano di essere ispirati a diventare professionisti e che però si trovano contestualmente in un mondo molto veloce, molto rapido, molto istantaneo, che ti dà poco tempo per pensare, poco tempo per permetterti di aver pazienza ed essere analitico in ciò che si fa, e quindi si dà apertura all'istinto e, tanto si dice, la responsabilità di qualcun altro. Invece no. E invece no, ecco. No. Allora, intanto ci vuole un percorso di anni per arrivare a cercare di contenere gli errori al massimo. Ci vuole metodo, ci vuole impegno e ci vuole soprattutto la capacità di togliere tutti gli strati inutili del nostro lavoro, che ce ne sono tanti. Far pulizia E tenere il nucleo di quello che noi dobbiamo fare. Noi dobbiamo fare un cartamodello che deve accontentare lo stilista, che deve essere corretto per fare il primo prototipo e che poi deve essere messo in produzione. Questo dobbiamo fare. Che venda, che non venda, non è un problema del modellista, ok? È un problema del modellista che vesta bene, naturalmente, e che rispecchi il progetto, ok? Queste fasi qui, che sembra una cosa facile, a volte ha dei contorni burocratici o schede tecniche che poi nessuno legge, eccetera, eccetera. Quindi bisogna
accorciare il più possibile questa burocrazia, questa cosa che ci distrae poi da quello che noi dobbiamo operativamente fare, e fare in modo che ci focalizziamo su questo. Naturalmente un segreto importantissimo che è la nostra salvezza, e che tanti modellisti ancora oggi purtroppo vedo non capiscono, è che noi dobbiamo partire sempre da un cartamodello che è già di base realizzato e che non ha difetti, che poi dobbiamo ingrandire, allungare, cambiare il collo, aggiungere le tasche, ma la base, la vestibilità deve essere già a posto. Io non posso più, non l'ho mai fatto nella mia carriera, neanche quando ero ventenne, e non lo faccio adesso, stamparmi il cartamodello, mettermelo su macello. Sono finiti per me quei tempi lì. Adesso c'è il 3D che può consentirti di fare quello, ma è una prima Colpo visualizzazione. d'occhio, sì. Dopodiché c'è il tessuto, chi lo cuce, chi lo lava, come viene trattato, e lì il 3D purtroppo si ferma a un certo punto. Puoi regolare parametri, ci sono un sacco di cose, però quando tu fai il prototipo è un'altra Deve cosa. essere fisico. Sì. Esatto, tra l'altro tanti designer adesso vogliono vedere il prototipo, non riescono a capire tramite 3D. Il 3D può essere un ottimo utilizzo per vedere varietà colore, Esatto, posizioni, sì. stampe, tipo se io ho sta giacca qua gli cambio le tasche, non vado a fare un prototipo, faccio una simulazione Immagino 3D. recenti, appunto, faccio nomi e cognomi, tanto ormai è dominio Claw 3D, è uno di quegli strumenti ormai addirittura quasi vecchio in termini di apprendibilità e di effettivamente prospettiva, tanto che deve innestare, come anche tanti altri software di design 3D per quanto riguarda relativi all'abbigliamento, elementi in più, come hai detto tu, calo della taglia, oscillazione della taglia, quindi l'animazione deve addirittura inserirsi in quello che è non soltanto lo statico ma il dinamico, perché alla fine, ricordiamocelo, Certo. quel capo va in passerella. Sì, ma ci sono comunque anche queste simulazioni dinamiche, c'è tutto. Però la fisicità di un capo di abbigliamento è un'altra cosa. Sì. Per essere... Ritorniamo un attimo al discorso delle tempistiche. Sì. Ok, fast fashion. Sì. Quanto ti piace? Ma guarda, io non è che mi piace o non mi piace, il mio lavoro è quello di portare a casa un cartamodello, quindi che sia, non lavoro naturalmente per marchi fast fashion perché lavorano direttamente con i produttori tante volte hanno modellerie anche interne, c'è un marchio fast fashion che non nomino, importantissimo, che ha circa 200 modellisti, per dire, che poi trasferiscono tutto in Far East o dove producono, quindi anche lì comunque si studia, non è che è tutto così. E comunque non so, ormai è tutto fast fashion, se deve essere a livello di concetto di fast, perché non è più, io mi ricordo una volta c'era la stagione, poi avevi un periodo di pausa, andavamo in ferie e dopo si ripartiva con la stagione nuova, adesso è tutto un continuo, quindi è tutto diventato fast, la chiamano industrializzazione spinta adesso, quello che non è fast fashion. Quindi tutti i marchi che conosciamo, diciamo anche marchi veneti o marchi insomma che non sono fast fashion ma non sono neanche haute couture, fanno parte, dicono, di quella categoria che si chiama industrializzazione spinta. Ecco. Quindi per quello bisogna accorciare la burocrazia, cioè bisogna trovare il modo di fare il nostro lavoro, che è un lavoro di precisione, come dicevamo prima, in pochissimo tempo. E il cliente regge questi ritmi? Il cliente sì, perché è il cliente che richiede questi ritmi alla fine, perché purtroppo è una verità. Li richiede, ma mi pare che non riesca a permettersi certe volte. Beh, sul fast fashion come fanno a permettersi una maglietta da 10 euro? Sì, Ecco. Poi ricordiamoci sempre, è bellissimo parlare di artigianato, di made in Italy, tutte queste cose qua, ma l'80% di cose che vediamo in giro viene da mercati che non sono né artigianato né made in Italy, e questa è una verità. Poi chi può permettersi brand sostenibili e queste cose qui, contentissimo per loro, ma io lavoro in industria e vedo cose insomma che sono per la maggior parte non artigianali e non sostenibili, possiamo dire. Tra l'altro io penso che la sostenibilità non sia applicabile alla moda. Ecco perché ho fatto il famoso progetto Indigo Eden. Esattamente, vorrei parlare di questo adesso. Grazie per averlo citato, perché è il prossimo passaggio di questa chiacchierata. Parlaci di Indigo Eden. Allora, Indigo Eden nasce da un'osservazione, una delle tante osservazioni che faccio io quando
voglio cercare di capire cosa sta succedendo, ed è nel periodo 2020, Covid, lockdown, eccetera, dove nessuno poteva muoversi e fare nulla. Io per fortuna, essendo da solo in ufficio, ho continuato a lavorare sempre, perché poi invio i file via mail, quindi non ho bisogno di spostarmi, e anche questo fa parte del mio modo di lavorare. E quindi tante invece aziende, brand, consulenti, eccetera, per cercare di tenere un po' vivo la loro diciamo, attività, facevano delle collaborazioni, delle capsule per tenere vivo l'ambiente, diciamo, soprattutto nel denim. E tantissimi parlavano di sostenibilità, di resilienza, perché era il periodo della resilienza. Poi io tutte queste parole, sostenibilità, resilienza, talenti, che vengono un po' sfruttate a seconda del momento, ho sempre cercato Anche di starne. su quelle bisognerebbe fare un po' di pulizia, Sì, secondo me. dicevi prima. Sì. Sembrava che bisognasse avere più di un tot di sillabe per riuscire ad Esatto. essere utilizzato in quel periodo. Esatto. Ma è una mia opinione personale. Ecco, sì. Comunque, quindi io sono sempre stato fuori da tutte queste robe qua, e io parlo di competenze e operatività alla fine, che è quello che serve. E quindi guardavo questi progetti, trasparenza, filiera, tutte queste robe qua, e non trovavo mai chi aveva fatto il cartamodello, dove era stata prodotta. C'era il nome del tessutaio, il nome del designer che aveva inventato, magari la lavanderia che faceva questi trattamenti, ma non c'era tutta la filiera. Allora ho detto, voglio vedere se io riesco da solo a cercare di creare un progetto, una capsule, un qualcosa che però sia totalmente trasparente. E quindi, non essendo un designer, non essendo famoso, non essendo un modellista, ho iniziato a fare una ricerca di materiali che potessero essere. Intanto la prima cosa che ho fatto nel progetto è togliere la parola sostenibilità, perché volevo fare qualcosa oltre la sostenibilità, e oltre la trasparenza, e oltre la resilienza e i talenti. Quindi mi sono ispirato alle mie passioni, cioè le civiltà antiche e lo spazio. Ho cercato dei tessuti che fossero, esatto, perché poi c'è un legame anche tra queste due cose, secondo me. Ho cercato dei materiali in rete su aziende che comunque sono aziende che producono industrialmente, famose anche, dei materiali che potessero avere delle caratteristiche oltre la sostenibilità, quindi assenza di chimica per il denim, ad esempio, perché il denim contiene tantissima chimica, forse il tessuto che contiene più chimica, oppure indistruttibilità o molecole naturali, diciamo, o minerali anche. Mi sono disegnato 5 outfit e ho mandato una mail di presentazione di questo progetto a queste aziende, e dove ho specificato di non avere nessun budget, di non promettere nessuna produzione, numeri, quantità, percentuali, solo di appoggiarmi in questo progetto manifesto per vedere se si riesce a fare qualcosa di positivo. Non garantivo nulla, l'unica cosa che garantivo è che se ne sarebbe parlato. Da lì ho iniziato a coinvolgere i miei studenti, un manipolo di studenti di una scuola di Milano che avessero voglia di entrare in questo progetto credendoci, per la parte grafica e anche di design. E naturalmente le aziende di abbigliamento hanno aderito, erano 4-5 aziende di tessuti, scusami, un'azienda produttrice qui di Padova che fa Made in Italy super di qualità, che lavora per marchi del lusso, che ha consentito di farmi tutti i capi, e una scuola. Poi c'era un musicista di Los Angeles che ha creato la base musicale per il video, e poi ho coinvolto alla fine l'ente spaziale europeo per le immagini dallo spazio, e il progetto alla fine è stato proiettato al MoMA di New York, in un evento dell'ONU sulla moda positiva per il futuro. E questa capsule praticamente era sti 5 outfit con tessuti stratosferici, tra cui neoprene vegetale, denim completamente senza chimica. Tra l'altro mi sono visitato tutte le aziende, mi sono fatto dare tutte le specifiche tecniche, certificazioni, tutto,
E alla fine, per fartela corta, poi mi dici tu se vuoi sapere qualcos'altro, qualche domanda tecnica. Io sto pendendo dalle tue labbra, Bene. sono affascinato da questo tipo di progetto perché hai portato sul banco, oltre le tue passioni e la tua conoscenza tecnica, le tue competenze, una trasversalità di elementi che appunto deve essere sempre presa in considerazione quando si cerca di perseguire un sogno. Perseguire un progetto, progetto, sogno, ci sono tanti sinonimi per poter definire appunto ciò che si sente nascere da dentro e trova una versione, una interpretazione concreta, reale, ma non grazie a un singolo elemento, ma grazie a quelle che sono le relazioni che la persona, che la persona generatrice dell'idea ha, sia in termini di cosa mi arriva come ispirazione da fuori, e tu hai citato lo spazio, hai citato le civiltà antiche, hai citato la musica, hai citato appunto tanti elementi di ciò che è te, ok, che si interpretano e scaturiscono in quello che è questo tuo progetto. Infatti c'era la competenza mia, diciamo, di modellista, c'era la visione creativa, c'era il trasferimento delle mie competenze alla nuova generazione con gli studenti, c'erano le aziende, sia dei materiali, c'erano le aziende di produttive, c'era tutta la parte di ricerca chimica per quanto riguarda i materiali, le composizioni, quelle cose lì. Abbiamo usato dei tessuti che contenevano terre rare per la tracciabilità, grafene, che è un altro minerale che è adesso super ricercato come le terre rare per le tecnologie di telefoni e varie cose. Appunto la totale assenza di chimica nel denim. Ho visitato questa azienda che si chiama Pure Denim in Veruno, fuori Milano, che ha inventato delle macchine per produrre il tessuto completamente senza chimica. Cose veramente, sono rimasto scioccato, da lì poi sono nate altre collaborazioni. E questo neoprene di gomma vegetale con 2 strati di poliestere riciclato. La cosa interessante di questo progetto è che, non nominando la parola sostenibilità, abbiamo cercato, insomma, poi abbiamo messo insieme tutti assieme questi materiali che avessero la chimica che serve per fare un materiale, un tessuto o una zip o un bottone. I bottoni erano fatti di barbabietola da zucchero, per dire, ma la chimica, non ho aggiunto chimica o aggiunto acqua. Ad esempio il denim non l'abbiamo lavato, lo abbiamo tenuto rigido, che è anche più bello secondo me. Stai indossando adesso uno di questi capi? No, questo è un capo del 47, addirittura. riprodotto da un marchio famoso di denim americano. E quindi abbiamo il senso di questo era intanto creare questo stimolo, che poi è stato esposto per 6 mesi, ha fatto varie fiere, è stato ospitato da Pitti Filati con uno stand gratuito, tra l'altro è stato meraviglioso. Mi hanno dato 80 metri quadrati di stand per tutti i giorni della fiera, articoli sui giornali, su siti web. Posso dire, costa come un appartamento uno spazio del genere, probabilmente. Sì, veramente. Conoscendo l'ambiente feristico, sì, no, è stato anche... sono abbastanza colpito da questi 80 metri quadri. Ecco, diciamo che l'unica spesa che ho fatto è quella di spedire un pacchetto di materiale da laserare in Spagna, perché c'era questa azienda che laserava, è nata per laserare il denim, che con il mio progetto ha sperimentato i suoi laser in materiali tipo il neoprene o il grafene o i nylon, quindi hanno potuto anche ampliare le loro possibilità, diciamo. Quindi l'unica spesa che ho fatto è stata quella, oltre che la benzina per andare a scuola a fare tutto il progetto con i ragazzi. Quindi è stato tutto messo a disposizione, penso anche grazie alla reputazione che ho io come persona e la affidabilità, diciamo, che questo me l'hanno detto dopo il progetto naturalmente. E la cosa più interessante, per chiudere il cerchio, è stata che, visto che la trasparenza, abbiamo prodotto con i ragazzi un PDF sono state 60 pagine, dove dentro c'era tutto: nomi, cognomi, composizioni, certificazioni, dati tecnici, dove è stata fatta il link all'azienda che ha cucito, link all'azienda che ha dato il tessuto, quindi era tutto trasparente. Benzina fatta. Benzina, autostrada, tutto. E quindi diciamo che abbiamo dimostrato tutti assieme che se si vorrebbe fare qualcosa di più sostenibile,
si può, e se l'ho fatto io da solo appoggiandoci, figuriamoci cosa potrebbero fare le aziende. E poi dopo 6 mesi il progetto è stato congelato, è lì in ufficio da me, e ho voluto proprio aprirlo questi 6 mesi per non poi disperderlo in... Però alcuni capi sono stati anche presi come ispirazione da alcune aziende importantissime, di cui non faccio il nome naturalmente, che hanno voluto vedere il progetto, e un nylon trasparente che avevo usato con dei, come si dice, non filati, ma dei disegni fatti con la HMPE, che è poi stato chiamato Dyneema, che è una molecola che è 7 volte più resistente dell'acciaio, è quella che usano per fare le funi delle navi da crociera tipo, e quindi questo nylon era praticamente indistruttibile ed era trasparente, e all'interno di questo nylon avevo usato un'ovata di canapa e seta riciclata da post lavorazioni, quindi non la seta dei bacchi ma la seta degli scarto, avanzi, dello scarto. E questa azienda famosissima di capispalla tecnici ha fatto un giubbino con il nylon trasparente e l'ovata di quindi canapa. La legacy di Indigo Eden si sta portando avanti. Sì, perché era quello, alla fine era un progetto Se di l'Eden ispirazione. era il paradiso appunto terrestre da cui poi è nata tutta quanta l'umanità, ecco, speriamo che Indigo Eden in questo caso funga da ha fatto il suo... una sorta di nuova nascita, una sorta di nuova genesi. Sì, di poi quello dipende dalle aziende, se vogliono fare le cose in un certo modo, che è quello di cui si parla a livello di marketing da tanti anni, si può farlo, perché ci sono i materiali, ci sono le tecnologie, ci sono le competenze, se le trovi, le paghi e sai dove sono. Si può fare tutto se si vuole migliorare questo settore, diciamo. E poi lì sta alla scelta dell'azienda se vuole farlo o no. Diciamo. Mi affascina molto il tuo ruolo di formatore, perché hai deciso, o meglio, ti sei trovato a coesistere con quella che è una necessità, cioè l'hai citato prima, il trasferimento di competenze. E quindi riuscire a vedere nelle prossime generazioni, chi prenderà in mano fisicamente anche, e da un punto di vista sia fisico che anche ideale, quindi la filosofia, il ragionare, quello che hai citato molto spesso, il metodo di approccio alla modelleria dell'abbigliamento, al come impostare appunto quella che è una produzione anche, va trasferito. Va trasferito possibilmente in quello che è, come abbiamo detto prima, un contesto anche locale, perché tante di queste competenze si stanno purtroppo perdendo. Adesso, che suggerimenti dai a questi nuovi ragazzi? Tu incontri in particolare, diciamo, una realtà molto più internazionale, che è quella che con cui ti trovi a confrontarti, che sono le scuole di moda milanesi, correggimi se sbaglio, ma anche il territorio, anche in scuole del territorio, anche il territorio appunto offre, propone e dà questa proposta formativa. Ricordiamo sempre che educazione è una cosa, formazione è un'altra, e qui stiamo parlando di formazione in questo caso, anche se l'elemento educativo, quando la persona, la guida diventa esempio, è sempre presente. Ok? Infatti. E parliamo però di formazione adesso. Ok. Cosa dici a una ragazza, un ragazzo che durante una scuola superiore, aiutando magari ancora se c'è una nonna a tagliare, cucire, rammendare un calzino, sistemare un blue jeans strappato, o addirittura strapparlo nel modo giusto, perché anche quello è... Certo. Funzionava negli anni '80 ma sta funzionando ancora, ecco. Cosa diresti, che consiglio daresti, o che consigli magari proporresti a loro, pensando a loro, quello che eri tu in quel momento in cui stavi dando una mano a tua mamma? Non ho mai dato una mano a mia mamma, nel senso che lei mi insegnava, poi mi ha anche buttato fuori dalla scuola a un certo punto, perché ero un po' ribelle. Allora riformuliamo un attimo, cosa diresti a quel ragazzo o ragazza? Cosa dico più che altro? Cosa dici? Esatto. Allora, intanto partiamo dal presupposto che l'ambiente, da quando ero io studente a quando oggi sono loro studenti, è completamente diverso, ed è un mondo totalmente diverso. Non ci sono più aziende come c'erano, disposte e organizzate come erano ai miei tempi, e loro vogliono fare tutti i designer principalmente. Cioè, sono pochissimi che vogliono fare i modellisti o che vogliono imparare a cucire.
Adesso un po' di più, ma all'inizio un po' meno. Gli dico sempre la solita cosa, entrate in azienda e basta, non entrate in azienda per fare gli stilisti, entrate in azienda, che è già difficile. Dopodiché, se avrete le capacità e la voglia e l'impegno per diventare stilisti, l'azienda lo riconoscerà, speriamo, e vi farà fare un percorso di crescita. Ma cercate di entrare intanto, a fare anche io ho fatto di tutto, ho caricato camion, tagliato tessuti, portato la roba in discarica quando non c'era da fare il modellista, quindi paura di nulla. Entrate, siate umili prima di tutto perché dovete solo imparare, e alcuni dei miei studenti o degli studenti in generale appena laureati su LinkedIn mettono fashion designer, non è fashion designer, è laureato in fashion design. Fashion designer forse lo sarai fra 10 anni, forse, ma non per sminuire, è perché non è così. Io mi ricordo il primo giorno di lavoro, la capa modellista mi fa: da oggi tutto quello che tu hai imparato a scuola non vale nulla, da oggi in poi lavori come dico io. E ogni volta che io cambiavo azienda dovevo ripartire da zero, rimettere in discussione tutto quello che io avevo visto nell'azienda precedente, a parte le cose operative, diciamo, perché ogni azienda, ogni stilista, ogni sarto, ogni scuola ha la sua visione, ok? E quindi bisogna sempre essere messi in discussione e sempre stare umili, perché non avevamo altro che da imparare, ok? Compreso io oggi, dopo 40 anni di lavoro, perché imparo anche dai miei studenti a volte, perché a volte hanno delle intuizioni che mi servono. Molto importante queste delle intuizioni. Mi piace come, Sì, sì. come appunto scambio di, sempre di uno ispirazione, scambio. di conoscenza. Ecco, e quindi entrate in azienda e cercate di imparare il più possibile come ho fatto cominciare, io. Cominciare mettere il intanto, piede sulla porta, capire cioè le mettere il piede sulla porta, dinamiche, inserirsi e esatto, capire le dinamiche. Sì. tutte le dinamiche. Questo è quello che io consiglio a loro. E di approfondire naturalmente anche fuori dalla scuola e fuori, di toccare i capi. Io faccio, per dire, durante le mie lezioni porto i capi del mio archivio, perché in studio da me penso di essere l'unico studio modellistico che ha un archivio di ormai 400 capi di vario genere, dal vintage, denim, capi militari, workwear, formale, che uso per me, che mi salvano la vita, perché quando arriva un brand e mi dice vorrei il cartamodello del Bomber MA1, io ne ho 3 per dire, hanno delle maniche particolari, se io non avessi dovrei fare il cartamodello, tagliarlo, farmi la prova. Io non ho neanche un plotter in ufficio, quindi io vado direttamente dal video al taglio del tessuto. Grazie a questi, quindi tasche, colli, costruzioni, ho tutto lì, li guardo, li misuro, me li ricreo e vado via in taglio. Quindi questo è importantissimo, quindi porto questi capi nei miei workshop o in alcune lezioni e glieli faccio indossare, glieli faccio sentire, glieli faccio cos'è il question time? Adesso c'è il question time. Concludi. Glieli faccio toccare, perché un'altra cosa che questa generazione ha e che noi non avevamo perché non avevamo la tecnologia è che non è tutto digitale, ma è tutto organico, perché quando noi facciamo una giacca è la stessa giacca che faceva Cristobal Balenciaga negli anni 40, quella è, con un tessuto, con un adesivo, con un cartamodello, con una persona che la taglia, una persona che la cuce e una persona che la deve indossare. Stiamo facendo le stesse cose dai tempi degli antichi romani, quindi quello dobbiamo fare noi, questa roba qui. Basta vestirsi, diceva qualcuno. Question time. Siamo arrivati al wrapping up di questa nostra chiacchierata e, come è nostra tradizione, ormai da qualche stagione di podcast a questa parte, noi ti diamo un bigliettino su cui andrai a compilare una domanda da fare ad uno dei nostri prossimi ospiti. Ok. Mentre a te spetta non più una domanda, una curiosità mia, ma una domanda lasciataci da uno dei nostri ultimi ospiti precedenti. Ok. E quindi la scatola del question time dove tu andrai a depositare la prossima domanda è lì, pronta per te. Ti lascio rispondere, poi ti lascio un po' di tempo per completare appunto la prossima questione e poi ci saluteremo. È molto profonda questa. Cosa o chi illumina la tua giornata? La mia passione.
Elabora un attimo. Elaboro. Sì, elabora. Ok. L'amore che ho per il lavoro che faccio. L'amore che hai per il lavoro che fai. E che la voglia di continuare a imparare, a migliorarmi, a capire cosa sta succedendo fuori, a come lavorano gli altri soprattutto, perché quando si parlava di errori prima, io ho analizzato tantissimo gli errori di colleghi o errori miei passati per creare questo metodo di cui ti parlavo prima e cercare di limitare al massimo tutti gli errori, quindi tutte le possibilità di errore le ho analizzate tutte e cerco, e quindi ho imparato a svicolarle, come diceva. Sdifettare la situazione. Sdifettare, esatto, bravo. È un termine che ho imparato a conoscere. E questo lo fai solo se hai una continua fiamma che ti brucia dentro, nonostante sia cambiato tantissimo l'ambiente, sia cambiato il mondo, sia cambiato il lavoro, è difficilissimo. Quello che una volta lo facevi molto più facilmente, adesso è molto più difficile da portare a casa, ma è molto anche più stimolante portarlo a casa e la arrivarci. passione che è questa fiamma illumina la tua giornata. Esatto, diciamo così. Molto bene. Bene. Ti lascio Certo. appunto a disposizione un lapis per la prossima domanda. Approfitto per giustamente ringraziare tutti coloro che hanno supportato da un punto di vista tecnico e da un punto di vista mediatico la produzione e la diffusione di questa fantastica chiacchierata. Assieme a Riccardo, Paola, Federico, Luca, Frank, ringrazio voi. Senza di voi Campuscast non continuerebbe. Vi ringrazio anche per aver già cliccato sulla campanella in basso a sinistra, per seguirci sui nostri social, TikTok, Instagram, Facebook, Spotify, YouTube per le puntate integrali. Ringrazio assolutamente Alessio per essere stato con noi oggi. Grazie a voi. Da Alessio Berto e Leo Gobbato, alla prossima puntata. Molto bene. Fatta. Metti. Metti. Ah, con un lancio addirittura. Grazie. Alessio. Buona.